eccoci qua al secondo appuntamento con un argomento molto importante, il gioco d'azzardo. Ne parliamo con Duilia Zannon, che è referente proprio per il gioco d'azzardo del Dipartimento Dipendenze della SUEFC, dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Grazie, buongiorno, grazie per essere ritornata qui con noi. Nella puntata precedente vi abbiamo annunciato che oggi avremmo sentito una testimonianza diretta, abbiamo già ascoltato alcune parole della persona che ha avuto il coraggio di venire qui nei nostri studi. Chiaramente rimane nascosto, non vi diciamo il nome, l'età, proprio nulla di lui e quindi lui ha avuto coraggio di venire qui per raccontare la propria testimonianza, anche per costituire un esempio per le altre persone, per indurre le persone che soffrono di questa patologia ad avvicinarsi a questo servizio messo a disposizione dal Dipartimento delle Dipendenze. Buongiorno Duilia. Buongiorno. Ho anticipato un po' quelli che saranno i contenuti della trasmissione. Certo. Ecco, la settimana scorsa ci eravamo lasciate parlando anche di come è organizzato, di come vi siete organizzati, poi sentiremo anche direttamente dalle parole del testimone, no? Sì. Allora, siamo organizzati, siamo un gruppo, un'equipe, lavoriamo sempre in equipe, medico, psicologo, assistente sociale, sanitaria. Le persone arrivano da noi al servizio, vengono accolte, c'è una valutazione iniziale da parte appunto degli psicologi, dopodiché sono anche un percorso, diciamo, contemporaneamente ci sono dei percorsi individuali, cioè della persona interessata e della famiglia, dopodiché queste persone entrano nei gruppi di terapia familiare praticamente e abbiamo dei gruppi di tre tipi di gruppo, uno familiare, uno per le persone che non hanno famiglia, non hanno contesti, sono quindi persone che hanno meno possibilità, diciamo, e meno risorse e quindi questo è un gruppo per le persone sole e un gruppo abbiamo di mantenimento, cioè le persone che escono dal nostro servizio terminano il percorso terapeutico ma iniziano il percorso, diciamo, di mantenimento, di sostegno, che non è per tutta la vita, vogliamo dire, no? E questa è la modalità con cui lavoriamo. I gruppi non possono mantenere più di 15-20 persone, altrimenti sarebbe impossibile. Si incontrano settimanalmente, poi facciamo della sensibilizzazione anche in territorio, ecco, per far conoscere questo tipo di problemi alla popolazione. Ecco, io sentirei proprio direttamente, no? Certo. Dalla voce del nostro testimone, ecco, qual è stato il suo approccio alla struttura, che cosa l'ha indotto ad avvicinarsi alla sua struttura. Intanto buongiorno, grazie per essere qui con noi. Ecco, volevo capire da lei che cosa l'ha indotto appunto ad avvicinarsi a questo servizio, il suo stato d'animo, che cosa provava, tutto quello che lei vuole raccontare. Allora diciamo che prima di avvicinarmi al servizio mi trovavo in una situazione che non era sicuramente semplicissima, anche perché diciamo, il periodo in cui ho giocato è stato particolarmente lungo e ha innescato tutta una serie di problemi economici abbastanza rilevanti. E indirettamente, diciamo, visto che poi uno degli sforzi principali di chi gioca è quello di cercare di non rendere noto il fatto che è un giocatore abituale e che comunque va a investire cifre rilevanti nell'attività del gioco, si erano comunque create delle situazioni anche a livello personale con le persone che frequentavo in ambito familiare, conoscenti, amici, per cui diventava sempre più difficile, diciamo, mantenere nascosta la situazione e indirettamente si erano creati comunque degli attriti molto, molto difficili da gestire, anche perché era difficile giustificare gli ammanchi a livello economico, era diventata una situazione veramente insostenibile. Nel momento in cui alcune delle persone che mi erano più vicine hanno capito qual era la natura dei problemi economici che avevo, diciamo che sono stati loro a trascinarmi al CERT, non è stata, diciamo, direttamente una mia scelta. Di fondo però lei c'era una volontà si è lasciato trascinare. C'era l'evidenza che il problema era diventato ingestibile, quindi l'intenzione comunque di trovare una via d'uscita c'era.
E diciamo che forse non mi ero posto il problema di capire quale poteva essere la migliore. Qualcuno l'ha fatto per me, mi ha preso gli appuntamenti presso il servizio e ho iniziato quelli che sono stati poi i primi contatti, i primi colloqui individuali con l'equipe di psicologi che sono a disposizione. E quindi diciamo con una certa difficoltà iniziale mi sono poi alla fine lasciato convincere a partecipare a quelle che erano le attività del gruppo terapeutico e poi tutto quello che è stato il percorso successivo nell'ambito del servizio. Ecco, chiedo scusa, Duilia, quando arrivano le persone, qual è per il primo approccio? Ecco, che cosa fate? Come le accogliete? Beh, l'accoglienza deve essere per tutti gli utenti un'accoglienza molto calda e comprensiva ovviamente. Le persone appena arrivano hanno molto timore perché il SERT spaventa, diciamo, la dipendenza spaventa e soprattutto già una connotazione della tossicodipendenza popolarmente diciamo stigmatica. Ecco. E invece poi quando le persone vengono accolte da degli operatori che iniziano a sentirli, ad ascoltare soprattutto la famiglia e il problema senza giudizio ovviamente, anzi assolutamente questo non compare, non deve avvenire assolutamente. E la cosa, c'è un periodo di valutazione, di comprensione, di conoscenza soprattutto ecco, delle dinamiche familiari, perché altrimenti senza quelle non si può lavorare, della storia, perché la storia appunto come diceva il nostro ospite arriva da lontano, ecco, il problema è iniziato molto tempo prima. Dopodiché la cosa diciamo bella è che quando le persone arrivano da noi dopo fanno fatica ad uscirne, stanno bene, diciamo che alla fine diventa una scoperta e diventa una frequenza piacevole. Ecco, diciamo. Posso confermare effettivamente è così. Sì. Diciamo che ci sono due le preoccupazioni, no? Sì. Di chi gioca, almeno parlo a titolo magari personale, tipicamente è quella di far sapere alle persone più vicine il problema che ha e l'altro problema è affrontare diciamo, appunto un contesto come può essere quello del SERT, un po' perché magari c'è un pregiudizio di fondo e poi perché comunque ti devi esporre in maniera molto aperta e sincera rispetto a quello che è il tuo problema, la paura magari anche di scoprire quali possono essere le vere cause che hanno innescato questo tipo di problematica. Però è vero che l'approccio è molto ben gestito e in effetti forse la svolta è stata proprio legata ai primi incontri fatti a livello individuale che diciamo, hanno trovato forse la chiave giusta per motivare in maniera corretta e indirizzare in modo corretto poi il percorso successivo. Adesso da quanto tempo lei sta frequentando il centro? Beh, è iniziato a luglio del 2019, quindi poi diciamo, il percorso nel primo gruppo è durato poco più di un anno e adesso sto frequentando diciamo, quello che è chiamato gruppo di mantenimento, dove in realtà ci confrontiamo ma non strettamente solo su problematiche legate al gioco, anche perché ormai diciamo una cosa che riusciamo a vedere abbastanza come un evento abbastanza lontano, secondo me siamo abbastanza Ecco, posso chiederle, non sente? Non le è mai capitato di sentire nuovamente magari la voglia? No, per qualche cosa, per una no. ragione molto semplice, Sì. diciamo, perché l'ingresso, diciamo, raggiungere lo stato di dipendenza è stato un percorso abbastanza lungo che ha portato a un progressivo degrado proprio delle condizioni di vita, a un progressivo isolamento dalle persone e anche per un'oggettiva difficoltà a portare avanti anche le situazioni più elementari e quotidiane. E allo stato attuale direi che sto decisamente troppo bene per prendere in considerazione l'idea di ritornare nello stato in cui ero prima. Ma non è neanche un pensiero che proprio passa per la testa. Fatti i conti, non te ne rendi conto quando hai questo diciamo, passaggio progressivo a uno stato veramente di degrado estremo e nel momento in cui stai meglio è chiaro che diventa difficile ipotizzare di tornare indietro. Il consiglio che lei dà alle persone che soffrono di questa che è riconosciuta come una... Una considerazione da fare è che
allora, un pensiero comune capitava di avere, che capita confrontandomi anche con le altre persone, è quella di, soprattutto quando sei particolarmente frustrato dal fatto che magari hai giocato e hai perso cifre anche rilevanti, è di non prendere più in considerazione l'idea di tornare a giocare. Per quanto ci pensi, in realtà da solo è praticamente impossibile riuscire a togliersi il pensiero di tornare. E l'unico modo è farsi aiutare, quindi assolutamente l'unico consiglio che mi sento di dare è di cercare l'aiuto di qualcuno che sia veramente in grado di aiutarti. E direi che, diciamo, al di fuori del contesto appunto del CERT io non ne ho trovati, perché nel contesto familiare l'approccio magari può essere non ottimale e comunque basato prevalentemente su un giudizio in merito alle azioni che fai. La sua famiglia, i rapporti con la famiglia, il sostegno della famiglia? Allora, diciamo che quando hanno preso atto della situazione, all'inizio diciamo, non è stata proprio una situazione facilissima da gestire, però poi col tempo in realtà sono molto migliorati. Indirettamente diciamo che uno degli ulteriori vantaggi dell'aver frequentato, dell'aver avuto il supporto degli psicologi del CERT è stato proprio quello di poter anche come dire, risolvere quelle che potevano essere problematiche legate ai rapporti familiari. Cioè ti permette anche di affrontare tematiche che non sono strettamente legate al gioco, ma che indirettamente possono aver indotto a assumere certi tipi di atteggiamento. Quindi da quel punto di vista diciamo, sicuramente un po' ha supportato, forse non tantissimo, ma sicuramente c'è stata la possibilità di risolvere situazioni che erano irrisolte da tantissimo tempo. Non posso fare altro che ringraziarla per questa sua testimonianza. Grazie, grazie per essere stato qui con noi. Speriamo che questo serva, no? da sprone a persone che appunto soffrono e che magari non si rendono conto, ma in questo modo anche capiscono di soffrire magari di questa patologia, e appunto di rivolgersi alla vostra struttura. Sì, sì. E speriamo di essere di aiuto a tanti che tra l'altro con i problemi che ci sono oggi penso che non serva perderne economicamente in altri, ecco. Grazie a Duilia Zanon, grazie al nostro testimone e al suo apporto molto prezioso. E noi ci diamo appuntamento sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere, ci diamo appuntamento a giovedì sempre alla stessa ora. Grazie per essere stati con noi, grazie anche a voi. Prego, buona Arrivederci. Arrivederci.